l'intelligenza artificiale ha pensato agli scacchi, prendiamo un gioco in cui ci sia anche la componente fisica e il calcio ha sia la componente fisica che dal punto di vista del sistema robotico un sistema dinamico con l'avversario molto molto complesso. È un problema scientificamente difficile e però nello stesso tempo ha un messaggio comunicativo molto molto evidente. This team already exists for a bit longer at ETH, and we're all students, master students in robotics at ETH, and we want to apply our theoretical knowledge to develop these robots and see how we can actually use our knowledge to move the robots around. We have to identify the issues with our code. So we observe, for example, in matches like here, what goes wrong, and we're also logging to look at it afterwards, and then we identify the biggest issues and if it's behaving like it should be, and then we make the changes in our code to make them better and do what we would like them to do. Robotics is a big field, right? So, for example, like delivery robots, how robots should move to get from A to B without colliding with each other. So that's a big issue for us, that we don't run into each other all the time. Or also computer vision is a big issue. How do we see the ball? How do we see lines and the goal to be able to know where we are and where we should go, and then also make a smart decision. Vedremo sempre di più i robot nelle nostre case, appunto nelle aziende, magari sui campi. Sicuramente questo è uno degli aspetti che anche in ambito europeo si sta sviluppando di più attraverso progetti, questa idea di collaborative AI, dove appunto il sistema che ha delle componenti realizzate con tecnologia di intelligenza artificiale interviene a supporto delle attività dell'uomo e non in sostituzione. Tranne quando c'è uno scenario a rischio o si tratta di lavori faticosi nei quali le macchine ci hanno supportato da sempre.